La Sardegna non è più il sogno dei vacanzieri, preferite altre regioni, conti in rosso di una stagione da dimenticare. Sempre meno italiani scelgono la Sardegna per le vacanze, preferite altre regioni, colpa del rincaro dei prezzi dei traghetti, ma non solo. La fuga dei turisti dall'isola negli ultimi 2 anni è cosa nota. Quelli che resistono sono sempre meno italiani e sempre più stranieri che preferiscono atterrare nell'isola bypassando i porti e rifugiandosi nelle città più vicine agli scali che li riporteranno a casa. Gli operatori del settore boccheggiano, soprattutto quelli delle località balneari a lungo, nella top 10 delle mete preferite dei vacanzieri. I dati in rosso degli ultimi mesi parlano da soli, come il sorpasso di Puglia e Calabria, che mettono a disposizione un'appetibile offerta turistico-ricettiva, effetto della crisi e del caro traghetti solo in parte, perché c'è un meccanismo più intrinseco che si è inceppato, se mai ha funzionato, e della scarsa capacità degli esercenti di fare rete, coinvolgendo anche gli altri settori come quello culturale, artigianale e agricolo. La crisi ha sicuramente inciso, i trasporti hanno fatto la loro parte, ma di fatto c'è da aggiungere che manca ancora un vero progetto di destinazione turistica per la Sardegna. Noi stiamo sollecitando la Regione, che sta iniziando a lavorare su questo progetto, e confidiamo che si riesca a raggiungere l'obiettivo. La sintesi è quella che dobbiamo essere molto più uniti fra operatori all'interno di un progetto strategico che veda la Sardegna come un modello di identità turistica molto forte. Dobbiamo farci riconoscere per quello che siamo e per le caratteristiche che abbiamo. La città di Olbia ci prova. Qui 30 albergatori si mettono insieme e nasce un consorzio per portare avanti all'unisono le stesse istanze, un punto di partenza per raddrizzare il timone di questi ultimi 2 anni di turismo da dimenticare. Qual è la forza di questa associazione? Tanti vantaggi. Il primo fra tutti è quello di poter parlare con una voce sola e quindi rappresentare le istanze della nostra categoria con gli organi di informazione, la televisione, anche i giornali, ma le istituzioni, il comune, la provincia, la regione stessa in maniera unitaria, e questo è un vantaggio molto importante.